Bentrovati a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici del gruppo editoriale TV7. Inauguriamo un ciclo di trasmissioni che la nostra emittente realizza in collaborazione con il Comitato Paralimpico del Veneto. E allora qui nei nostri studi c'è con me il Presidente del Comitato Paralimpico del Veneto, Ruggero Vilnai. Salve Presidente, benvenuto. Buonasera a tutti. Sono davvero contento, felice di queste serie di incontri che partirà da qui al futuro. Questo devo dire anche grazie a chi ci sostiene, quindi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Questi incontri sono fatti per sensibilizzare con la speranza di avvicinare persone con disabilità, perché sono ancora tante le persone che per vari motivi non si avvicinano e quindi anche con queste trasmissioni speriamo di convincerle, almeno di provare. Il mondo paralimpico, il mondo dello sport paralimpico è in costante crescita, però i numeri devono essere migliorati, Presidente, ancora di più, perché i dati ci dicono che in Veneto circa una persona con disabilità su 100 frequenta, partecipa, fa sport e avrebbe tutte le possibilità per farlo, però evidentemente manca qualcosa soprattutto sul fronte dell'informazione, per far capire, come diceva lei giustamente prima, a queste persone e alle loro famiglie l'importanza della pratica sportiva. Comincio però, Presidente, chiedendole questo, anche per far conoscere il vostro mondo a tutti coloro che ci seguono da casa. Cos'è il Comitato Paralimpico del Veneto? Il Comitato Paralimpico è un comitato che promuove soprattutto con lo sport per le persone con disabilità. Organizziamo e promuoviamo tante iniziative come comitato, da campus, open day, centri estivi, facciamo avviamenti e quindi diamo dei contributi per ogni persona con disabilità che inizia a fare sport, diamo un contributo alla società perché paghi il tecnico, facciamo convenzioni con gli ospedali, i centri di riabilitazione, perché è lì che quando una persona ha un incidente, magari un incidente che lascia qualche segno di disabilità, di proporre cosa possiamo fare noi, le possibilità che ci sono in Veneto. Poi nelle scuole negli ultimi anni abbiamo sempre più richieste da parte degli istituti delle scuole dove chiedono delle testimonianze dei nostri atleti e tante altre cose. Di che numeri parliamo, Presidente, in Veneto? Quanti iscritti avete al Comitato Paralimpico? Poco più di 2500, che potrebbero sembrare tante. In realtà sono davvero poche perché purtroppo le disabilità nel Veneto, ma in Italia, sono davvero tante. Facendo il conto della serva, faccio anche sempre questo esempio per capire, si parla che un 5% della cittadinanza hanno una qualche disabilità. Nel Veneto sarebbero 250.000, visto che siamo 5 milioni. E 250.000, un 1% sono 2.500, quindi un 1% mi pare una percentuale piuttosto bassa. Dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo avvicinare più persone. È vero, stiamo crescendo, ma troppo lentamente. Dobbiamo accelerare e cerchiamo di fare un po' tutte le cose da questi spot, ma anche non solo questi incontri, ma anche lo spot che proprio TV7 ci ha realizzato, proprio per dire cosa facciamo e convincere e sensibilizzare. Anche perché forse magari, Presidente, non tutti ne sono consapevoli, ma ci sono certe discipline sportive che noi poi nel corso delle prossime puntate racconteremo, che sono veramente inclusive e accessibili praticamente a tutti. Quindi
La possibilità di fare sport per la maggior parte delle persone, anche quelle con disabilità, ci sarebbe, e lo sport fa bene a tutti i livelli, dal punto di vista sociale, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista fisico. Sicuramente, direi che lo sport, l'attività motoria è la vera medicina della salute. Ed è anche vero che abbiamo così tante discipline, oltre 40 discipline, che una persona con disabilità può scegliere. Anche disabilità gravi, oggi più di ieri, ecco, vorrei dire che tutti possono avvicinarsi e scegliere una disciplina. Certo, succede spesso che per svolgere una disciplina una persona con disabilità deve fare anche tanti chilometri, ed è questo anche che frena moltissimo l'avvicinamento. Abbiamo circa poco più di 400 società che si occupano di sport paralimpico. Il Veneto è grande e queste 400 società sono davvero poche, dovremmo aumentare anche in questo senso, anche se negli ultimi 3 anni abbiamo raddoppiato, eravamo solo 250 3 anni fa, ora siamo oltre a 400, ma ripeto, dobbiamo anche qui sensibilizzare e far crescere il numero delle società. Come crescere? La cosa, o costituire nuove società, ma non è cosa facile, ma la cosa più semplice è che società di matrice CONI si aprino anche al Paralimpico. Questo è un invito che faccio proprio per favorire la vicinanza degli impianti sportivi alle persone con disabilità. Alcune già lo fanno, però dovrebbero farlo sicuramente molte altre. Senta, le chiedo, le istituzioni vi aiutano dal punto di vista pratico, logistico, ma soprattutto dal punto di vista economico? Sì, noi riceviamo dei contributi, soprattutto ecco, il nostro comitato, il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, ecco, che noi facciamo come comitato regionale dei progetti, e il comitato nazionale ci li finanzia. Abbiamo dei contributi anche pubblici, ecco, la Regione Veneto, la fondazione che ho accennato prima e altri, ma per quanto riguarda ecco, altre sponsorizzazioni, essendo noi ente pubblico, ahimè, abbiamo qualche difficoltà. Certo. Ma però diciamo che non è tanto l'aspetto economico che manca, è la sensibilizzazione, l'apertura delle società, è questo che noi dobbiamo insistere. Presidente Vilnai, il suo avvicinamento alla pratica sportiva come nasce? Beh, io ho avuto l'incidente molto giovane, avevo 16 anni, 60 anni fa non si parlava di sport paralimpico. Abbiamo iniziato verso gli anni 80, 1980, e davvero in questi anni ne abbiamo fatta tanta di strada, davvero, ma soprattutto siamo cresciuti anche da un punto di vista della cittadinanza negli ultimi 10-12 anni, ecco che è stato un cambio culturale notevole. Però ancora non basta, dobbiamo continuare. Abbiamo avuto risultati agonistici eccezionali che tutti conoscono oramai. Tra l'altro abbiamo alcuni campioni, Presidente, all'interno proprio del Comitato Paralimpico Veneto, che tengono alto il nome del nostro paese in tutte le principali competizioni nazionali e internazionali. Ne abbiamo davvero tanti, ecco, dalla Bebbe a Francesco Bettella, ad Antonio Fantini e molti altri, insomma. Basta pensare che nelle ultime Paralimpiadi di Tokyo, con 17 atleti veneti su 115 e su 69 medaglie nazionali, 26 erano venete, quindi come Veneto siamo ben piazzati, ecco, da questo punto di vista. È che noi non siamo ancora contenti e quindi le stiamo facendo
provando un po' tutte, perché vorremmo che sempre di più, ecco, persone si avvicinano a questa attività motoria, che è davvero importante. Chi prova poi non abbandona più lo sport per ovvi benefici che possono ottenere, non solo fisici ma anche sociali, turistici. Qua si gira non l'Italia ma il mondo, ecco, molto spesso succede, non a tutti ovviamente, perché non tutti siamo dei campioni, ma noi non miriamo tanto i campioni. Il nostro obiettivo è quello di fare attività motoria e sportiva alle persone. E da questo punto di vista, fra praticamente 3 anni ci sarà un importante appuntamento che coinvolgerà anche il Veneto, quello delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026. Come Comitato Paralimpico Veneto vi state preparando? Sì, ci stiamo lavorando molto, anche se rispetto alle Paralimpiadi estive è più difficoltoso. Vuoi che lo sport invernale è davvero difficoltoso per ovvi motivi, ma ci stiamo lavorando anche già il 27, anche nella hockey su ghiaccio qui al Pala Indoor, ecco, il Palaghiaccio, scusa, al Palaghiaccio, ecco, faremo delle prove con persone con disabilità, proprio perché vorremmo lanciare, perché siamo davvero pochi, visto la difficoltà che si ha a trovare il ghiaccio, ma certo, noi a Padova abbiamo questa possibilità e quindi vogliamo sfruttare anche questo. Il problema che mi preoccupa di più di Milano Cortina sono non tanto gli impianti, il famoso, ecco, la pista da bob, che poi noi il bob non sarebbe neanche previsto nel nostro caso, ma sono preoccupato che gli alberghi di Cortina ce ne sono pochi di accessibili, quindi i turisti disabili che vengono a Cortina non trovano alberghi accessibili. Questo è la nostra preoccupazione. E credo che sia anche un appello corretto da fare, Presidente, alle stesse strutture, ma anche alle istituzioni, a chi può aiutare, insomma rendere accessibili le strutture ricettive di Cortina, per dare la possibilità insomma, a tutti i turisti che vorranno venire ad assistere alle Paralimpiadi di poterlo fare in totale sicurezza, per dire. Abbiamo promesse, addirittura l'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, abbiamo fatto un convegno su questo, dove hanno partecipato, ecco, tutte le istituzioni del comune di Cortina, gli albergatori, la fondazione Cortina, la regione, eccetera. Tutti hanno condiviso che c'è questa necessità, ecco, speriamo che anche su questo fronte venga esaudita. In chiusura le chiedo un'ultima cosa, manca decisamente meno tempo invece alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e a questi giochi credo che dal Veneto partiranno decisamente più atleti. Sicuramente. Io personalmente, se riusciamo a confermare i numeri di Tokyo, sarei davvero contento, perché 17 atleti, 26 medaglie per il Veneto sono davvero tante. Ecco, speriamo di confermarle e chissà magari anche aumentare questo numero. Presidente Villeneuve, io la ringrazio per essere venuto a trovarmi in questa prima puntata di una serie che realizzeremo insieme al Comitato Paralimpico del Veneto, quindi veramente grazie di essere venuto a trovarci, grazie per il lavoro che fate per gli atleti con disabilità. A tutti i nostri telespettatori e a tutte le nostre telespettatrici, allora l'invito a seguirci anche nelle prossime puntate per conoscere più da vicino il mondo paralimpico veneto. Grazie e arrivederci.